sono in 7 tra 5 consiglieri comunali e 2 assessori, i componenti della Giunta Mele passati ufficialmente al nuovo centrodestra. I gruppi di appartenenza dei rappresentanti istituzionali neo-NCD erano Mele Sindaco e Amici di Carovigno. L'assessore passato dalle civiche all'NCD è, oltre all'ingegnere Melpignano, l'avvocato Angelo Cisternino, con deleghe allo sport, ai contratti e appalti. I consiglieri invece sono Danilo Del Prete, Giuseppe Antonio Greco, Graziana Zaira Lanzillotti, Giovanni Sisto e Rosa Maria Saponaro. Ieri è stato passato ufficialmente il loro passaggio al nuovo centrodestra, giustificato come una occasione e una voglia di avere e di darsi una identità politica. Nell'occasione è stato eletto anche il portavoce del partito, si tratta di Vincenzo Franceschino. A tenere a battesimo nuovi rappresentanti del partito di Alfano c'era ovviamente Massimo Ferrarese, ex presidente della provincia di Brindisi e candidato in pectore alle prossime elezioni europee proprio per l'NCD. Anche Mimmo Mele, sindaco di Carovigno, era presente alla conferenza stampa, segno dell'approvazione di tutta la maggioranza all'ingresso di assessori e i consiglieri in NCD. In questo modo si è perfezionato il laboratorio politico già in funzione a Roma nel governo, hanno detto i rappresentanti della Giunta Mele. È nostra intenzione andare a continuare a lavorare in sinergia assieme al PD e agli altri rappresentanti per far rinascere ulteriormente la nostra città.